In 3 minuti il TG del quotidiano La Nazione Siciliana. Chi ha votato contro la legge sulle province? Dopo il voto sul disegno di legge sulle province, i gruppi parlamentari del centrodestra hanno garantito sul voto dato dai propri deputati. Ognuno di fatto ha dato la colpa ai deputati degli altri gruppi. Ma chi erano allora questi franchi tiratori? A nostro parere, deputati di tutti i partiti che hanno ritenuto probabile che nella loro provincia il candidato presidente sarebbe toccato a loro rivali e hanno pensato meglio non ora, il tutto aggravato da illazioni giornalistiche, motivi non nobili, ma non ci si aspetti che qualcuno confessi. Province, e adesso cosa fare? Le elezioni di secondo grado non possono essere convocate. I massimi dirigenti di Fratelli d'Italia in Sicilia ieri, pur proponendo di ripresentare e approvare nei prossimi mesi una legge ad elezione popolare diretta, hanno proposto di convocare intanto le elezioni di secondo grado, ma gli organi eletti avrebbero per legge una durata di 5 anni e questo sposterebbe le elezioni popolari dirette al 2029. In secondo luogo, la legge siciliana che regola le elezioni di secondo grado è incostituzionale, secondo la sentenza numero 240 del 2021 della Corte Costituzionale. Non vi sono quindi alternative che ripresentare e approvare una norma sull'elezione diretta. Siciliani fuori dai vice segretari di Tajani. A sole 24 ore dalle dichiarazioni di Schifani che chiedeva spazio per i siciliani negli organi nazionali di Forza Italia, da Tajani sembrano arrivare i primi segnali di chiusura. Pare che tra i 4 vice segretari nazionali non vi sarà neppure un siciliano. 3 saranno del nord, tra cui il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, e solo uno del sud, il governatore della Calabria, Roberto Chiuto. La Sicilia è tagliata fuori, aveva detto Schifani in un'intervista, e sembra proprio che avesse ragione. Dal Parlamento siciliano al partito non sembra un buon periodo per il presidente della regione. Rischio incendi e siamo a febbraio. La Protezione Civile ha diramato per oggi l'allerta arancione per il rischio incendi nelle province di Palermo e Messina. Sembra incredibile che possa esservi un'allerta incendi nel mese di febbraio, ma il clima è davvero impazzito. Le temperature massime in questi giorni sono permanentemente sopra la media stagionale. Dichiarazione di calamità eccezionale per siccità. Il governo regionale procederà nella prossima seduta di giunta alla declaratoria di calamità eccezionale per siccità severa, aprendo alla possibilità di attivare l'intervento straordinario della Protezione Civile per la salvaguardia del patrimonio zootecnico in modo da far fronte alla mancanza di foraggio e acqua. La decisione è stata resa nota nel corso della riunione dell'unità di crisi istituita dal presidente Schifani, che si è riunita ieri pomeriggio con le rappresentanze di agricoltori e allevatori. Welfare Italia Index 2023. La Sicilia si colloca al 18° posto tra le regioni nel Welfare Italia Index 2023, realizzato da Unipol Gruppo in collaborazione con The European House Ambrosetti. Si tratta di uno strumento di monitoraggio che valuta le politiche sociali, sanità, previdenza e formazione di ogni territorio basato su 22 indicatori che misurano le risorse pubbliche e private impiegate nei territori. Oggi è tutto per l'informazione del quotidiano La Nazione Siciliana. Trovate gli articoli completi su www.lanazionesiciliana.eu.